struttura attualmente è stata restaurata a ristorante e pizzeria a partire dal 2002, però nasce nel 1913 come caserma dei militari italiani. È stata costruita tra il 1913 e il 1917 dal battaglione Pinerolo. Infatti è stato, diciamo, il primo battaglione che ha abitato queste mura per molti anni. Durante la prima guerra mondiale ha svolto un ruolo importante e strategico, in quanto ci troviamo a pochi chilometri dal confine con l'Austria, ed era sede per l'appunto anche fino agli anni 30 della ex GAF, ovvero la Guardia di Confine, che faceva spola tra Paluzza e il confine con l'Austria, che è a circa 20 chilometri da qua. Successivamente è stata adibita a stazione ferroviaria, in quanto permetteva un importante collegamento con Tolmezzo, che era la principale cittadina della Carnia. Sono stati ospitati altri battaglioni, come quello del Gemona, del Mondovì e quello, diciamo, più importante, quello grande, della Giulia. È stata utilizzata fino al 1966 circa e poi è caduta in abbandono, è diventato un deposito fino a essere totalmente abbandonato e cadendo un po' in rovina fino per l'appunto al 2002, dove è stata acquistata attraverso un lungo percorso travagliato ed è stata poi ristrutturata in circa un anno e adesso svolge il suo ruolo di ristorante e pizzeria. L'idea già era nata negli anni 90, poiché occupa una posizione ottimale, perché ci troviamo su una via nazionale, su uno svincolo tra due paesi, ovvero Sutrio e Paluzza, ed è inoltre un luogo di passaggio per molti turisti, in quanto il passo in Monte Croce Carnico permette per l'appunto il passaggio da turisti provenienti dal nord Europa, come l'Austria, Germania, ma anche paesi scandinavi. Era coperta da rovi, cespugli, alberi, e poi piano piano è stata ristrutturata, è stato rifatto il tetto perché ormai quello cadeva a pezzi, però la facciata, le mura sono state mantenute quelle originali. Anche internamente nel bar sono state conservate per l'appunto alcune tracce qua e là del muro. Sarebbe stato veramente un peccato eliminare una struttura del genere quando noi pensiamo che per recuperare tutti questi sassi dovevano fare chilometri e chilometri per recuperarli. E poi noi vediamo gli angolari delle case che sono in tufo, sono tutti stati squadrati a mano. Spesso e volentieri quando noi prendiamo in mano delle vecchie attrezzi, dei vecchi sassi, delle vecchie cose, prima di buttarlo via uno dovrebbe pensare il lavoro che hanno fatto i vecchi per costruire l'attrezzo e poi anche quanto lavoro ci hanno messo che hanno svolto con quegli attrezzi. Invece tutta la roba vecchia viene buttata via, viene buttata in discarica e tutto va in disuso. È capitato che venissero dei ex soldati ormai in congedo, in pensione, che ci hanno raccontato che durante la loro leva obbligatoria avevano svolto il loro servizio militare in questa zona. Ci hanno raccontato qualche aneddoto, qui non si sa se sia vero o siano solo dicerie, che questa caserma per l'appunto era adibita anche a caserma penale, in quanto hanno raccontato sempre questi personaggi che c'è stato un omicidio tra le mura e quindi era adibita per l'appunto a colonia penale. Questo non è una cosa che è stata rilevata nei documenti, sono solo racconti di ex militari. Nel piazzale, che ormai è adibito a parcheggio, nel centro è stato conservato l'abbeveratoio, nella quale è stata anche recuperata la scritta Terzo Battaglione Pinerolo. Era per l'appunto l'abbeveratoio dei muli che venivano per l'appunto allevati all'interno della caserma. Di fronte alla facciata sono presenti 3 stemmi che sono stati recentemente restaurati. Si può vedere di fronte a sinistra lo stemma della Gemona e a destra della Giulia, mentre al centro si vede per l'appunto lo stemma del Pinerolo. È stata una semplice volontà di mio papà, del proprietario, che ha voluto in qualche modo lasciare il segno della storia.
Innanzitutto questa caserma è stata la prima a essere costruita nella zona della Carnia. Qui ne abbiamo un'altra che è la Maria Plotzner-Mentile, anch'essa un po' lasciata in abbandono, è stata recuperata recentemente dal gruppo degli Alpini che l'ha in parte restaurata, però diciamo il ruolo dei militari è stato molto importante, soprattutto per un piccolo paesino come Paluzza che vedeva per l'appunto arrivare ogni anno questi gruppi di militari giovani che in qualche modo aiutavano e incrementavano un po' l'economia locale. Infatti si parlava di 500 unità all'anno che occupavano Paluzza, tra questa caserma che è caduta in disuso negli anni 60, che è quella più a nord della Marienplatz Mermentil.